Prima di cominciare vorrei invitare qua il sindaco di Asolo a fare un saluto e magari anche qualche brevissima considerazione. Grazie. Buonasera a tutti e un saluto particolare al professor Luigi Malatina, consigliere economico del governo Renzi, alla senatrice Laura Cupato, a tutte le autorità, il prefetto, ai vari presidenti delle associazioni di categoria che sono presenti, ai vari cittadini, ai vari artigiani, a chi ha organizzato e chi ci sta ospitando in questa serata. Mariano, da mediatore, questa sera hai usato un termine, questa crisi che è entrata nel Veneto. Io direi che questa crisi di queste banche, in una piccola banca prima che era il reddito cooperativo diciamo, è entrata profondamente nel territorio ed è entrata in moltissime famiglie, in moltissime attività produttive, economiche del nostro territorio. Io quello che posso dire, posso parlare non sono un economista, non sono un docente, sono sindaco e posso portare ciò che ho vissuto in questi mesi come sindaco, perché in particolare per quanto riguarda Asolo nei confronti dei numerosi piccoli azionisti della Veneto Banca. Parliamo tante volte di Veneto Banca, a me piace anche ricordare che Veneto Banca prima si chiamava Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, e prima ancora la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, cavallo degli anni 50-60, è nata dalla fusione della Banca Popolare di Asolo con la Banca Popolare, sottolineo popolare perché secondo me è significativo che ci ricordiamo cosa vuol dire popolare. La Banca Popolare di Asolo con la Banca Popolare di nei primi mesi di quest'anno io devo dire che sono rimasto quanto sconvolto come amministratore, perché dei semplici cittadini sono venuti a trovare il sindaco e a dire: sindaco, ma sai, scusate professore, me la rende molto di più parlare oggi in diretto, ma sai cosa per esempio succede sulla Banca Popolare? E questo è un campanello ancora molto importante, perché tra virgolette, le persone anziane del nostro territorio, la Veneto Banca la vedono ancora come la banca popolare del territorio, che dà servizi al territorio, che dà servizi alle famiglie, che dà servizi alle istituzioni, che dà servizi agli imprenditori e alle varie vite. Io lo sapevo, ma cosa sta succedendo? Cosa deve capitare, signora? Il lavoro è stato conto elevate, signor sindaco, che 20 anni fa, 25 anni fa, avevo comprato delle azioni della Veneto Banca, avevo messo via altri esempi, sono stata consigliata di creare un fondo per il pensionistico acquistando le azioni della Veneto Banca. Ho fatto il mutuo, ma insieme mi hanno dato delle azioni della Veneto Banca o delle obbligazioni della Veneto Banca. Ho fatto un prestito per la mia attività produttiva, ma mi hanno dato il fido comprando delle azioni della Veneto Banca. Ho messo via dei soldi perché la Veneto Banca ha sempre trasmesso un messaggio di fiducia, altro termine molto importante, fiducia nei confronti del territorio, nei confronti dei cittadini. Siamo santi, siamo sani, siamo forti, metti i soldi qui. Ho messo via i miei risparmi con le azioni, con le obbligazioni della Veneto Banca, convinto di dare un futuro alla mia famiglia, convinto di dare un futuro alla mia attività, convinto di dare un'aspettativa, perché mezzo di gara scolastica uscire dal trovarsi a casa, e adesso avevo 100, mi trovo con 15, con 20 o anche meno in altre occasioni. Cosa può fare un sindaco di fronte a questa situazione? Niente, perché il sindaco non può fare assolutamente niente se non farsi portavoce con i vertici della allora Veneto Banca, facendo presente: guardate che
state mettendo, voi state mettendo in ginocchio famiglie intere, generazioni intere, attività produttive intere. Sono rimasto sconvolto, lo dico, perché questa banca, la Veneto Banca, come vedete, è quella che ho vissuto di più, la Banca Popolare di Cittadina, magari anche se sei una filiale ad Asolo, va a interessare, ma magari molto di più dalla fascia della Castellana, una bassa verso Castelfranco. Ma la Veneto Banca, lo ripeto, era la Banca Popolare, era il fondo, la sicurezza del territorio, assieme alle altre banche, ma in particolare questa era nata per una volontà popolare di dare delle risposte concrete basate sulla fiducia. Sentirsi tradire nella fiducia penso che sia la cosa peggiore che le persone possono soffrire, sicuramente già economico, ma perdere la fiducia in confronti di un istituto di credito è assolutamente deleterio per tutto il sistema economico, comprese anche le istituzioni pubbliche. Quello che mi auguro è che i nuovi vertici della Veneto Banca, visto che ci sono dei nuovi vertici, tengano conto delle esigenze del singolo risparmiatore, delle famiglie e delle attività produttive, altrimenti il nostro tessuto sociale, il nostro tessuto produttivo, il nostro territorio della Solana e della Piedemontana continuerà a soffrirne e ne soffrirà ulteriormente, perché come sono state colpite le famiglie, sono state colpite anche le attività produttive. Ci sono attività produttive che hanno chiuso nel giro di 3, 4, 6 mesi massimo, hanno chiuso l'attività perché non si sono trovate più nulla, zero assoluto. E questo è lo stato attuale del nostro territorio, con alcune fasce che sono state pesantemente colpite. Io mi farò vivo come professori, però come ha detto prima il professore Malatini, mi riservo sicuramente di fare qualche altro intervento. Ringrazio nuovamente gli organizzatori, sia chi prima fine, ma anche tutte le persone che hanno lavorato dietro a questo evento in modo tale da permettere che si possa parlare con serenità, con credibilità di questo dramma. Non è un termine pesante, ma è un termine reale, questo dramma che il nostro territorio sta